Fritz. Sono forse rimasta anche troppo. No, devi scusarmi, ma non puoi più trattenermi, non lo puoi. Lo so che sarai la tua perdita. Non sei un video, non hai paura della polizia, ma c'è di peggio. Non ti metteranno in un campo di concentramento, ma ti vieteranno l'accesso alla clinica domani o dopodomani. E tu non mi dirai niente, ma ti ammalerai. Non voglio vederti girare per casa a sfogliare riviste. È proprio per questo che parto. Per puro egoismo. E non dire che non sei cambiato. Non è vero. Nell'ultima settimana hai detto molto obiettivamente che la percentuale dei licenziati ebrei non è poi così alta. Si parte sempre con l'essere obiettivi. E ora mi dici che non ho mai sentito così forte il nazionalismo ebraico. Oh sì, lo sento, è un contagio. Fritz, cosa ci sta succedendo? Non ti ho mai detto che è da tanto che voglio partire perché quando ti vedo non posso parlare, Fritz. Che poi a che serve parlare? Tanto è già tutto stabilito. Che poi chi sono? Cosa vogliono? Cosa ho fatto loro? Sono una signora della borghesia, con una bella casa con dei camerieri. E ora una parte che possono recitare solo le bionde. Ho pensato spesso a quello che mi dicevi anni fa, che ci sono persone di valore e altre che ne hanno meno. E ai primi, se gli viene diabete gli si dà l'insulina, agli altri no. E mi è parso naturale. Sciocca che non sono altra. E ora hanno fatto una nuova suddivisione. E a me mi hanno messo tra le persone che non hanno valore. Pepista. Sì, faccio le valigie. Posso sopportare tutto, Fritz. Tranne che questo. Che nelle ultime ore che ci rimangono non possiamo guardarci negli occhi. Non diamogliela questa soddisfazione a quei bugiardi che ci costringono a mentire. 10 anni fa, quando qualcuno diceva che non si notava affatto che io fossi ebrea, tu rispondevi altro che. Era una cosa che mi faceva piacere. Era sincerità. E ora perché non avere il coraggio di dirci le cose in faccia? Altrimenti non sarai più primario. Perché quelli della clinica già ti salutano a stento. E perché la notte non riesci più a dormire. Non voglio che tu mi dica che non devo partire. Anzi, è proprio per questo che mi affretto. Perché non voglio che tu un giorno o l'altro mi dica che sono costretta a partire. Tanto è solo una questione di tempo. Dura più o meno come un vento. Ce ne sono di buoni che durano un pezzo, ma mai eternamente. Che poi non sono neppure arrabbiata. Invece sì, sì lo sono. Perché devo sopportare tutto questo? Che cosa hanno di sbagliato i miei occhi e il colore dei miei capelli? Perché devo lasciare la città dove sono nata perché quelle possono risparmiare del burro? Ma che razza di uomini siete? Avete inventato la teoria dei quanta e dei Trendelenburg. E ora lasciate che dei mostri vi ordinino di conquistare il mondo e vi impediscano di tenervi la moglie che vi siete scelti. Ma siete dei mostri o dei leccapiedi di mostri? Sì, non è ragionevole da parte mia. Ma d'altronde cosa serve la ragione in un mondo simile? E tu te ne stai seduto lì. Vedi tua moglie che fa le valigie e non dici niente. Perché anche i muri hanno le chiederà. Ma voi altri non dite niente.
Alcuni tacciono e gli altri ascoltano. Che schifo. Sì, forse anch'io dovrei tacere. Se ti amassi tacere, ma io ti amo sul serio. Passami quella biancheria fine, mi servirà. Ho 36 anni, non sono ancora vecchia, ma tanto tempo per fare delle prove non ne ho più. Nel posto dove andrò non deve più succedermi niente di tutto questo. E se sarò capace di trovare un nuovo marito devo sapermelo tenere. E non dirmi che mi manderai del denaro. Lo sai che non è possibile. E non far finta che sia una situazione questa che dura per poche settimane. Non è una situazione temporanea che dura per poche settimane. Lo sai tu e lo so anche io. E non dire che è per poche settimane mentre mi porgi il mantello di pelliccia che mi servirà solo in inverno. E non parlarmi di